Una nuova puntata di Fai le Dolomiti, incontriamo e conosciamo le attività del Fondo per l'Ambiente Italiano di Belluno. Quest'oggi in studio ospito Simone Osta, architetto di Castellavazzo. Ben trovato Simone, buongiorno. Buongiorno. Allora, Simone ha elaborato una tesi di laurea su Villa Zuppani a Pasa di Sedico. Dico bene, Simone? Sì, esatto. Una tesi che ti ha permesso di conoscere e analizzare questo edificio storico della nostra provincia sotto diversi punti di vista. Sì, la tesi prende di mira questa villa appunto partendo dalla sua analisi storica. È una villa che inizialmente apparteneva alla famiglia Pasa, famiglia che si è estinta nel 1578, e in seguito alla nomina di Tiberio Zuppani quale pievano di Sedico, la famiglia Zuppani appunto acquisisce questa villa. Famiglia Zuppani che, ricordiamo, proveniva da Antivari, nell'odierno Montenegro, all'epoca territorio della Serenissima Repubblica. Le fasi della villa sono tre fasi costruttive. Vi è una prima fase in cui la villa si presenta come un edificio basso e allungato con un portico, quindi abbiamo un edificio molto semplice con una funzione utilitaria perché era una dimora di una famiglia contadina. Mentre solo nel 1694 abbiamo la costruzione della stalla, documentata da una data incisa appunto all'interno di questa stalla, e a quest'anno possiamo far assurgere anche l'erezione dell'alto timpano caratteristico della villa. È una delle prime cose che si notano per chi va a visitarla, e dove su questo timpano compaiono anche delle colombaie che, ricordo, all'epoca i colombi e i piccioni costituivano una risorsa alimentare. Solo successivamente, nel 1790, la famiglia si arricchisce. Tiberio Zuppani viene nominato il vescovo di Belluno e Feltre, il primo vescovo della diocesi riunita, e a questo punto, con la crescere di importanza della famiglia, anche la villa viene ampliata, viene costruita l'ala cosiddetta ala rustica, cosiddetta dall'architetto Alpago Novello, che presenta al suo esterno degli aspetti molto ricercati. Vi sono delle proporzioni tipiche dell'architettura classica che troviamo anche in altre ville venete, della pianura veneta, però mantiene quell'aspetto tipico del bellunese dell'utilizzo di materiali poveri, perché all'esterno vediamo anche le cornici della villa non sono delle cornici in pietra, ma sono delle cornici in malta, in tonaco, e anche all'interno le pareti sono di legno intonacato. Ecco, questa villa è ancora abitata? La villa sono qualche decennio che non è più abitata, attualmente è proprietà della provincia di Belluno, però rimane lì abbandonata a se stessa. Quindi non è stata tutelata, salvaguardata o resa disponibile, non so, per eventi culturali, manifestazioni? Sono stati fatti degli interventi di carattere urgente, quali per esempio una manutenzione del tetto per evitare delle perdite d'acqua, e all'esterno della villa sono state fatte delle manifestazioni, però niente di rilevante e dal mio punto di vista niente che ha contribuito a promuovere anche una tutela, una salvaguardia di questo bene. Certo. Il visitatore, con il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, stiamo così cercando di dare informazioni, di permettere al visitatore, ai nostri ascoltatori, di conoscere quelli che sono appunto gli edifici storici della nostra provincia, e in modo particolare quest'oggi quindi ci siamo focalizzati su Villa Zuppani. Il visitatore con che approccio si avvicina a questa villa? Cioè, quali sono gli elementi principali da mettere in risalto agli occhi di chi entra a Villa Zuppani? Sì, per me innanzitutto una delle caratteristiche principali della villa è il fatto che si tratta di un edificio stratificato, perché come dicevo prima si possono trovare varie fasi costruttive di questa villa, e anche il visitatore, che non è tra virgolette un addetto ai lavori, non è un architetto, può vedere queste tre fasi, sì. Perché appunto vi è il nucleo principale, che è un nucleo semplice,
pochi elementi decorativi. Poi vi è il nucleo dell'ala rustica, edificata nel 1690, che appunto ha degli aspetti più propri dell'architettura classica, quasi palladiana, e poi vi è la stalla con un aspetto più semplice. Quindi c'era anche un po' di forma rurale all'interno, diciamo, della loro La villa vita. doveva svolgere anche dei compiti, delle funzioni utilitarie per il deposito anche delle messi del raccolto. Invece all'interno? All'interno troviamo delle pavimentazioni in legno molto caratteristiche, con un disegno abbastanza elaborato, e troviamo anche 4 affreschi realizzati da Girolamo Moek con tema religioso, però devo dire che non sono in buono stato di conservazione. Anche qui sarebbe urgente fare qualcosa per ripristinarli. Ovviamente è un edificio storico, è una villa storica protetta, presumo, dalle belle arti. Sì, la villa è vincolata. Quindi per qualsiasi intervento c'è la necessità di un consenso. Sappiamo, le casse, diciamo, delle nostre amministrazioni, ma anche dell'ente provincia, non è che siano fioriere di questo, però sorge spontaneo anche il dispiacere nel vedere che certi aspetti così storici e culturali del nostro territorio non vengano salvaguardati, non vengano tutelati. Sì, questo purtroppo è uno degli aspetti, dei punti dolenti, diciamo. Altre caratteristiche di Villa Zuppani. Tu, quando hai elaborato la tua tesi, che cosa hai sentito così, che ti ha colpito anche? Beh, a me ha colpito anche il luogo dove sorge, perché una delle caratteristiche delle ville venete, quelle che sorgono nel territorio bellunese, è quello di essere il centro, il fulcro di interessi economici e anche quasi un centro urbanistico. Difatti, quasi tutti i piccoli paesi della Val Belluna conservano, se non la villa, o comunque i resti di quella che era la villa padronale, cosa documentare che sono sorti attorno ad essa. E anche a Pasa, attorno alla villa Zuppani, vi è questo piccolo borgo caratteristico con case col piol, la piccola cappella, che in parte svolgono ancora delle attività agricole. Allora, speriamo di aver soddisfatto e creato anche un po' di curiosità. La villa è accessibile attraverso visite guidate o... Per visitare la villa bisogna chiamare la provincia e farsi concedere il permesso alla visita. Ho capito, quindi ci deve essere ovviamente un precedente appello attraverso l'ente per speriamo poterla prossimamente rendere... di fare un evento col FAI. Sarebbe bello, sicuramente, che permette magari di conoscere questa realtà. Grazie a Simone Osta, architetto di Castellavazzo. Oggi abbiamo parlato di Villa Zuppani a Pasa di Sedico. La prossima settimana un'altra sorpresa all'interno di questo nostro appuntamento con il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione di Belluno. Ci permetterà di conoscere altri appuntamenti che vengono proposti durante l'estate dal FAI, con la presenza, se non erro, del presidente del FAI. Grazie Simone, alla Grazie prossima.